Mentre si dà lo stop ai congressi, il settore pubblico, comunque le scuole, vanno avanti e le partite IVA piangono. Così Ugo Falzone, amministratore unico di Omnia Congress Srl, azienda di Agrigento, leader nel settore con un'esperienza più che quindicennale nell'organizzazione di congressi medici in tutta Italia, a gamba tesa sull'ultimo DPCM emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ci aspettavamo una nuova battuta d'arresto, siamo stati costretti a annullare i primi 15 convegni, alla luce anche della perdita del fatturato, più dell'80%. Come riusciremo a riprogrammare le nostre attività? Avevamo già iniziato un percorso in sicurezza rispetto a protocolli Covid durante i nostri eventi. Oggi rimaniamo sostanzialmente di nuovo bloccati. Non possiamo vivere così alla giornata. Oggi si fa, domani non si fa, dopodomani vedremo. È un fatto gravissimo che pesa sulle aziende ma si traduce in posti di lavoro messi a rischio. Infatti le aziende di questo settore impiegano in Italia 650.000 persone. Tutto questo accade dopo il flop del Click Day che ha lasciato le aziende private in attesa di ricevere dei fondi. Ma soldi per fare cosa? Per sopravvivere? Per poi morire? Abbiamo comunque superato un 2020 durissimo, però adesso mettere in crisi le aziende si può tradurre in perdita di lavoro.